Gli immigrati che sbarcano in Egeo sono diventati oggetto di una disputa diplomatica tra la Turchia, la Grecia e l'Unione Europea. Sull'isola croata di Veglia, malgrado sospetti di malversazioni, corruzione e pericolosità per l'ambiente, è stato inaugurato un rigassificatore LNG. Nelle elezioni parlamentari in Romania vince il disinteresse. Alle urne si è recato meno del 33% degli aventi diritto. Imprenditori a tutto rock, la storia di un manager italiano della logistica marinara trapiantato a Limassol. L'epidemia da Covid sta danneggiando anche i tartufai e i ristoratori dell'Istria, rimasti senza clienti a causa della clausura sanitaria. È di poco più di una settimana fa la lettera che il ministro dell'immigrazione greco Notis Mitaraki ha inviato alla Commissione europea e all'Alto Commissariato per i rifugiati, spiegando le circostanze del recente naufragio al largo di Lesbo, dove la Guardia Costiera Hellenic ha salvato 32 passeggeri mentre 2 donne hanno perso la vita. Il gommone, sorpreso da una tempesta in acque turche, ha chiesto l'intervento di mezzi di soccorso che invece di prestare aiuto hanno spinto l'imbarcazione oltre il confine marittimo greco, lamenta Mitaraki. Sulle questioni migratorie tra Atene e Ankara pesano anche le tensioni causate dal tentativo da parte greca di estendere i confini delle acque territoriali a cui la Turchia ha risposto minacciando un conflitto armato. E in mezzo a queste dispute ci sono vite umane. Lo sa bene il rappresentante ad Atene dell'UNHCR, Philippe Leclerc, che già un anno fa avvertiva quanto il sistema di accoglienza della Grecia fosse al limite, situazione aggravata dopo un incendio nel settembre scorso nel campo di Moira. E non solo a Lesbo, come documentano i rapporti di Oxfam e Greek Council for Refugees, ma anche in molti altri campi profughi sparsi per il paese dove il lockdown, denuncia Amnesty International, non ha conosciuto soste. La Grecia ha risposto alla pandemia in maniera discriminatoria, imponendo restrizioni più severe sui rifugiati che sul resto della popolazione in molti casi. Quella greca è una situazione migratoria molto complessa. Da un lato abbiamo i grandi campi profughi nelle isole dell'Egeo. Nel 2020 la popolazione è diminuita, ma rimangono sovraffollamento e condizioni di vita inadeguate. Per esempio a Samos 3.700 persone vivono in uno spazio progettato per sole 650. D'altra parte, molti altri rifugiati vivono sulla terraferma, ma qui incontrano ostacoli sociali e in alcuni casi vivono nell'indigenza. Ed è ancora l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati ad esortare Atene ad indagare sulle molteplici testimonianze di respingimenti anche via terra effettuati proprio dalle sue autorità al confine con la Turchia. In alcuni dei casi documentati da Amnesty International ed altre organizzazioni, le autorità greche e uomini a viso coperto catturano i migranti al confine, in alcuni casi li detengono illegalmente, li maltrattano o li privano di vestiti e scarpe. Purtroppo si tratta di una pratica che rimane largamente impunita. I respingimenti non solo sono una pratica estremamente pericolosa, ma sono una pratica illegale perché violano il principio internazionale di non-refoulement, secondo cui una persona non può essere riportata in un paese in cui sarebbe a rischio di gravi violazioni dei diritti umani. All'annuncio di Ankara del febbraio scorso che non avrebbe più impedito il passaggio dei migranti in Grecia, stabilito nell'accordo del 2016 con l'Unione Europea, arriva qualche mese dopo la decisione di Mitsotakis aggiungere altri 30 km di barriera metallica lungo il confine nord-orientale di Evros. Un progetto strategico, un'infrastruttura che garantisce l'indipendenza energetica della Croazia. Con queste frasi, il governo di Zagabria, guidato dal conservatore Andrej Plenković, ha annunciato la messa in funzione dal 1 gennaio del rigassificatore di Castelmuschio, Omišalj in croato, sull'isola di Veglia. Un impianto fortemente contestato per il suo impatto inquinante e per la pericolosità dalla comunità locale e dagli ecologisti. Il rigassificatore è di fatto una nave ormeggiata che riconverte il metano e altri gas dallo stato liquido e li mette in un gasdotto.
Per il mantenimento degli impianti vengono usati derivati chimici del cloro, altamente inquinanti, un impianto voluto dalla politica, dalla NATO e dall'Unione Europea, preoccupate di garantire all'Europa orientale fonti energetiche alternative al gas russo. L'investimento è stato di 230 milioni di euro, 101 milioni sono stati erogati dall'Unione Europea, 100 dal governo di Zagabria, il restante dalla società LNG, un'impresa statale croata. L'indipendenza della Croazia per quello che riguarda il gas sta qui, dietro di noi. Una rotta di approvvigionamento alternativa di energia per noi e per i paesi a noi vicini, che ci garantirà energia per i prossimi decenni. Questa fonte di approvvigionamento poi, in ultima analisi, favorirà la concorrenza e avrà una ricaduta positiva sul prezzo del gas. Un progetto osteggiato dalla popolazione. Mirela Ahmetovic, deputata socialdemocratica e sindaco di Castelmuschio, ha denunciato irregolarità nella costruzione dell'impianto e ha presentato esposti alla magistratura perché il costo della costruzione del gasdotto di collegamento è triplicato rispetto al preventivo. Da 3 anni questa comunità locale denuncia i difetti e la pericolosità di questo impianto. Un impianto economicamente non sostenibile ed estremamente pericoloso. Questo impianto è stato costruito senza rispettare il parere della popolazione. Ci sono forti sospetti di corruzione nella costruzione dell'impianto a mare, del gasdotto, ma anche nell'acquisto della nave che funge da rigassificatore e deposito. A Castelmuschio già esistono industrie chimiche costruite negli anni 70 in epoca jugoslava. Negli anni scorsi la comunità locale aveva dato l'assenso alla costruzione di un rigassificatore a terra in un'area industriale abbandonata. La nostra comunità si era detta d'accordo di costruire l'impianto con il minimo impatto possibile. Avevamo accettato questo sacrificio, avevamo però dato l'assenso per un rigassificatore terrestre posizionato in un'area industriale già compromessa e che prevedeva una pulizia meccanica e non chimica degli impianti. Un impianto che poteva garantire un rilancio dell'industria chimica qui in loco. Il governo invece ha scelto il terminal galleggiante, un impianto estremamente pericoloso. Guardate che vento abbiamo qui. Il terminal galleggiante inoltre comporta l'uso di grandi quantità di cloro per la pulizia dei raccordi, cloro che poi viene sversato in mare. Qui sull'isola di Veglia durante l'estate realizziamo 5 milioni di pernottamenti. La crisi provocata dal Covid ci ha fatto capire l'importanza del turismo per la Croazia, turismo che con questo impianto andremo ulteriormente a danneggiare. Il rigassificatore di Castelmuschio può immagazzinare 140.000 metri cubi di gas con una capacità di 2 miliardi e 600.000 metri cubi all'anno. Attualmente il prezzo del gas trasportato con le navi gasiere è di circa 3 volte superiore al prezzo del gas russo o dell'Asia centrale trasportato con i gasdotti. In Bielorussia non si placano le proteste contro il governo del presidente Lukashenko. Ogni domenica nella capitale Minsk i seguaci dell'opposizione scendono in strada per chiedere l'annullamento delle elezioni presidenziali, secondo loro viziate da gravi irregolarità. La reazione degli apparati di polizia controllati dall'autoritario Lukashenko è brutale. Michelle Bachelet, alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, ha protestato contro la violenza del potere bielorusso. Chiedendo il rispetto dei diritti civili degli oppositori, la Bachelet ha detto che dal 9 agosto, data delle controverse elezioni presidenziali, più di 27.000 persone sono state arrestate, moltissime sono state torturate, almeno 4 manifestanti sono stati uccisi. Per la Romania si prospetta un periodo di instabilità. Alle elezioni parlamentari i liberali del premier Ludovic Orban sono stati sconfitti dai socialdemocratici, poco meno del 30% dei voti ai socialisti, 25 liberali. Orban si è dimesso e il suo posto, fino alla formazione di un nuovo governo, è stato occupato dal ministro della difesa Nicola Ciuca.
Il dato però più significativo di queste elezioni è stata l'indifferenza dei cittadini romeni. Alle urne si è recato meno del 32% degli aventi diritto, la percentuale più bassa dalla caduta del regime di Ceausescu. A spiegare la poca fiducia dei romeni nel sistema politico è Alessandro Giuliani, docente di letteratura e lingua romena dell'Università di Udine. Si tratta in larga parte di un astensionismo che potremmo definire di protesta, in quanto esprime il disgusto di una larga fetta della popolazione romena nei confronti della politica. Ci sono però anche delle motivazioni legate alle circostanze del momento, in primo luogo alla pandemia che ha gravemente colpito la Romania e non da ultimo alla stagione invernale che ha sicuramente dissuaso molti elettori dal recarsi alle urne. Saranno i liberali, malgrado la sconfitta, a formare il nuovo governo. Appoggiati dal presidente Klaus Iohannis, hanno iniziato a trattare con i moderati di USR Plus, ai quali è andato il 15% dei voti, con i deputati espressi dal Partito della Comunità Ungherese, che ha raccolto il 7% dei voti. Tra le sorprese, l'affermazione del partito AUR, formazione della destra nazionalista. Il disinteresse dei romeni nei confronti delle elezioni è dovuto anche alla corruzione, percepita dai cittadini come il male endemico della politica romena. Nonostante le numerose iniziative intraprese negli ultimi anni dall'amministrazione statale romena, in realtà nessuna delle forze politiche che si sono succedute al potere a Bucarest si è dimostrata sufficientemente efficace nel contrastare la corruzione. Nel caso della Romania la corruzione ha certamente origini antiche, ma è durante il regime di Ceausescu che il fenomeno ha assunto proporzioni drammatiche. Si tratta di un problema che non potrà essere risolto nel futuro imminente, ma la lotta alla corruzione deve restare una priorità assoluta della Romania. Situazione esplosiva anche nella vicina Moldavia. Qui, dopo le elezioni a capo dello Stato dell'europeista Maia Sandu, i socialisti, che sono in maggioranza nel Parlamento, hanno varato una legge che toglie alla nuova presidente molte competenze e poteri. I seguaci della neopresidente Sandu hanno protestato in piazza contro questa manovra. Maia Sandu ha ottenuto una straordinaria vittoria. Questa vittoria rappresenta la volontà di avvicinare il paese all'Occidente e in particolare alla Romania e all'Unione Europea. D'altro canto l'insuccesso del filo russo Igor Dodon, che è anche il leader del partito socialista moldavo, è indirettamente una sconfitta anche per Vladimir Putin. Quanto sta accadendo in questi giorni a Chisinau è l'estremo tentativo dello sconfitto Dodon di sottrarre poteri al suo successore e di attribuire uno status speciale alla lingua russa, e per questo la gente è scesa in piazza a protestare. A dividere la presidente Sandu dal predecessore Dodon è anche la questione della Transnistria, la regione secessionista dove è stanziato un contingente dell'esercito russo. La presidente Sandu ha chiesto il ritiro dei soldati russi e il loro avvicinamento con osservatori internazionali dell'OSCE, oltre al ritorno della regione sotto la sovranità moldava. Proposta seccamente rifiutata dal responsabile della diplomazia russa, Lavrov. Questa è una canzone abbastanza famosa che abbiamo completamente rifatto. Era Four Non Blondes, What's Up? I realized quick when I knew I should. The world was made out of this brotherhood of men. Il rock scorre nelle vene di Giampiero Soncini, top manager ligure che da 8 anni ha stabilito a Cipro il suo quartier generale. Difficile incontrarlo 2 giorni di fila nello stesso posto. L'aereo come seconda casa, il mare come business della vita. Carriera iniziata proprio in Marina 50 anni fa, poi la svolta nel campo dei software per la gestione delle navi. Oggi è amministratore delegato di uno dei principali player marittimi. Quello che mi ha dato Cipro è sicuramente un mercato, nel senso che Cipro è ricchissima di armatori, è ricchissima di società di ship management. Quindi chiaramente mi ha dato la possibilità di espandermi in un raggio di 20 km, avevo qualcosa come 4.000 navi a disposizione, cosa difficile da trovare in altri paesi a meno di non andare a Singapore, a Hong Kong o posti del genere.
Quando non è in volo o in ufficio, Soncini toglie giacca e cravatta e imbraccia le sue chitarre. Il rock mi ha sempre dato quella forza. Io quando sono depresso, quando sono giù, quando sono stanco metto un po' dei miei Deep Purple, dei miei Led Zeppelin e vado avanti come un treno. Musicista per hobby, mecenate per missione. Quando sono arrivato qua ho scoperto che c'era una band molto brava, si chiamano Minus One, e li ho sponsorizzati, li ho aiutati, li abbiamo portati all'Eurovision, hanno avuto successo, sono andati bene. L'isola non consente a una piccola band di crescere molto, invece l'abbiamo fatta crescere. Poi ovviamente aiutiamo un po' la situazione locale nella parte artistica. Ci sono scale musicali e scale che portano in cielo, come quelle del lussuoso complesso residenziale Limassol del Mar. Il progetto edilizio più grande in corso a Cipro porta anche la firma di un colosso italiano nel campo delle costruzioni e delle infrastrutture, una società con sede a Vicenza particolarmente attiva in Africa e Medio Oriente, dove realizza aeroporti, ferrovie, strade, ponti, basi militari, dighe ed altre opere idrauliche. 4 società, l'Atraspantu cipriota, che è il leader del progetto, Man Enterprise libanese e poi ci sono 2 italiane. Noi abbiamo una quota del 32%, è strutturato in 2 diverse costruzioni. Abbiamo la fase A con la torre A e B e la torre C, l'ultima costruzione in essere. Tempi di consegna saranno prossimo giugno del 2021. Tutto parla italiano nelle stanze e suite con vista sulle spiagge di Limassol, la più vivace città dell'isola. Già tutti venduti o quasi 300 appartamenti. Ogni unità abitativa costa non meno di 2 milioni di euro, che poi è la cifra che consente a chi acquista un immobile di questo pregio di ottenere anche la cittadinanza cipriota e dunque il passaporto dell'Unione Europea. Negli ultimi 3 anni sono stati soprattutto russi, ucraini e cinesi. Il governo dell'isola, dopo le recenti polemiche scoppiate per i passaporti venduti anche a persone dal passato poco chiaro, ha ora sospeso questo sistema fino a ieri consolidato, anche se a lungo contestato proprio dall'Unione Europea. Ma le nuove norme non si applicano retroattivamente a progetti edilizi avviati anche con questa finalità. Il Covid-19 sta imperversando in Croazia. Il governo ha tentato fino all'ultimo di mantenere aperti ristoranti e trattorie. Il settore in questo paese turistico vale il 18% del prodotto interno lordo. La lobby dei ristoratori è potentissima, ma schiacciato dai numeri dei contagi e dei morti, il governo del conservatore Plenković ha dovuto cedere e optare per un confinamento sanitario più rigido. Una clausura sanitaria che sta danneggiando soprattutto l'Istria. La penisola, in questa stagione, era meta dei buongustai che cercavano una pietanza precisa, il tartufo. L'Istria, con la sua terra rossa, umida, ricoperta di querce, è un ambiente ideale per il tartufo. Quello nero sulle colline e sui pendii, il bianco nelle valli. Nicola Tarendek, un tartufaio di Montona, comunque non si scoraggia e continua a battere i querceti con i suoi 2 cani, Nero e Mala. Abbiamo trovato questo tartufo bianco, così a occhio peserà un netto circa. Al chilo varrebbe circa 3.000-3.500 euro. Qualcosa di più perché la pezzatura è grande per noi, quindi questo è un buon giorno. Un tempo quasi tutti i tartufi istriani venivano esportati in Italia. Oggi, con lo sviluppo del turismo sostenibile allungato dall'estate a tutti i 12 mesi dell'anno, i tartufi sono consumati soprattutto in loco dagli ospiti nelle osterie e ristoranti. Direi che qui arrivano soprattutto buongustai, persone che amano il tartufo, persone che magari una volta sola all'anno verranno qui in Istria apposta per mangiare questa bontà e lo faranno proprio adesso, quando è la stagione giusta. Chi conosce il tartufo ama ricette semplici, pasta, tagliatelle o fusi, con sopra scaglie di questo tubero. Oppure una frittata guarnita con il tartufo, per finire magari anche col gelato al tartufo. A Livade, vicino Buie, sempre in Istria, è attivo Giancarlo Zigante, veterano tra i tartufai e a lungo detentore di un record prestigioso. Nel 1999, con la sua cagnetta Diana, trovò quello che all'epoca era il tartufo più grande del mondo, 1,310 kg. Un record certificato dal Guinness, battuto soltanto nel 2014 da un tartufaio umbro.
Siamo riusciti a vendere qualche cosa anche qui da noi prima della chiusura dei locali. Ora gran parte dei tartufi cerchiamo di venderli all'estero. Speriamo di poter continuare così e speriamo in una parziale apertura per le feste. Il prezzo dei tartufi cambia continuamente, di giorno in giorno, dipende dall'offerta, dalla raccolta, ma anche dalla domanda. Il prezzo cambia continuamente. Un tartufo che ieri valeva 3.000 euro al chilo, tra una settimana potrebbe essere valutato 10.000 euro. Dipende dalla qualità e dal mercato. Il Covid però, almeno per il momento, sembra avere congelato questo mercato da intenditori.